Eh, penso sia inutile nascondere l'evidenza, così fa male, così fa decisamente male, perché sconfitta a parte, salvo alcune cose importanti, per carità, però salvo alcune cose, la prestazione di oggi del Cagliari è stata buona, secondo me una buona prestazione. Anche se, ripeto, ci sono delle cose che faccio fatica a mandare giù. Allora, un primo tempo secondo me fantastico, con una difesa sempre più solida. Lì si vede veramente la mano di mister Ranieri, un Dossena totale che nell'arco dei 90 minuti ha dimostrato di valere veramente veramente tanto. Però ci sono dei però. Nonostante secondo me il potenziale offensivo che abbiamo, continuo a vedere il Cagliari come una squadra che delude molto là davanti, perché se non fosse stato per l'erroraccio del difensore del Bologna, difficilmente Luvumbo avrebbe trovato il gol. Quindi un Cagliari che fa fatica a segnare, ma fa anche fatica a segnare perché si affaccia troppo poco là davanti. Però è un Cagliari anche estremamente sfortunato, perché nonostante i miracoli, perché così vanno definiti, miracoli di Radunovic nel primo tempo, poi fa due cappellate, una più grande dell'altra, e si va a perdere una partita che penso effettivamente il Bologna, per come ha giocato specialmente nell'ultima parte di partita, meritasse la vittoria. Però, avendo assaporato l'idea di uscire dal Dallara con i 3 punti e poi con il punticino del pareggio, uscirne con 0 lascia molto amare in bocca, specialmente dopo il rigore sbagliato dal Bologna, specialmente dopo quel rigore che adesso non ricordo bene se è accaduto prima del gol del pareggio o dopo. Fatto sta che nel secondo tempo ci siamo un po' sciolti come neve al sole, è inevitabile. Comunque un complimento grandissimo va a ciascuno dei due nuovi acquisti oggi schierati titolari. Il primo è Vietesca, che ho visto molto meglio nel secondo tempo piuttosto che nel primo, con dei lanci lunghi molto molto importanti, piacevoli, utili soprattutto, e questo potrà tornare molto utile al gioco del Cagliari se verranno sfruttati nella maniera corretta, anche perché è da parecchio tempo, e non so se forse l'abbiamo mai avuto un po' con Walukiewicz, quindi si conferma la scuola polacca dei difensori centrali, un difensore che sapesse impostare. Non è male come cosa, può sempre tornare utile, e va anche un po' in contrapposizione a quella che è la posizione di Dossena, che è effettivamente un centrale difensivo vero e proprio, di rompimento, di centrale difensivo. Cioè, come mi immagino io un difensore centrale, è precisamente Alberto Dossena. È buonissima, e non me lo sarei mai aspettato, qui alzo le mani, ammetto i miei pregiudizi nei suoi confronti, la prima prestazione di Petagna, perché ha fatto la stessa cosa per cui è stato presentato. Il Cagliari lo presenta come un bulldozer, e lui il bulldozer ha fatto, specialmente in quell'azione dove, strattonato da tutti, riesce a trattenere palla e poi a cambiare gioco sull'altra fascia. Lì veramente tanta tanta roba. Peccato che sia uscito, ahimè, per infortunio. Speriamo non sia nulla di grave, non mi sembrava. Mi sembrava giusto magari una contusione, un qualcosa di comunque leggero. Fortunatamente c'è anche la sosta di mezzo, però è un altro infortunio in attacco, e chi si dovrebbe rompe non si rompe. Vabbè, lasciamo perdere. Nandez, buona prestazione, ma generalmente buona prestazione da parte di tutti, tranne di alcuni. Oggi per esempio non mi è piaciuto molto Augello,
Non mi è piaciuto per niente Yankton, nonostante continui a vedere questa cattiveria agonistica che a me piace, fomenta. Lo continuo a vedere come quel classico esempio di è bravo, ma è bravo perché vedi che mette foga in quello che fa, ma non si applica. O meglio, si applica in questo caso, ma non è bravo. Io ovviamente questa è la mia sensazione e spero sempre di cambiare idea. Non ho il verbo in bocca, questo sia chiaro, quindi questo è quello che vedo io. Ed è bello se voi la vedete in un altro modo, e a me è quello che piace. Poi che altro c'è da dire? Lumbo giocatore fantastico, però io odio da morire vedere i giocatori che si buttano costantemente a terra. Specialmente nel secondo tempo dove ha fatto finta di aver ricevuto una manata che effettivamente non ha mai ricevuto. A me quella è una cosa che ha sempre dato fastidio e continuerà a dare fastidio, perché fino a quando tu hai quell'1% di possibilità di riuscire a riprendere pallone o a tenere il pallone, tu lo devi fare, ma senza cercare i mezzucci, ottenere il fallo. No, no, in quel caso no, mi dai fastidio, mi dai veramente tanto, tanto fastidio. Ho visto un po' sottotono l'entrata di Oristagno nonostante quella sgaloppata iniziata con un fallo, anche abbastanza evidente, però effettivamente secondo me il Bologna aveva preso abbastanza le misure su quello che sarebbe poi stato il gioco del Cagliari, quindi difesa a catenaccio proprio e poi ripartire subito in contropiede. È chiaro che dopo un po' la squadra avversaria per forza di cose riprende le misure e se fai entrare nel secondo tempo uno come Oristagno, cambio che assolutamente ci stava, poi vieni limitato ed è giusto che sia così perché in campo non ci sei soltanto te, ma c'è anche una squadra avversaria. Per il resto che altro ho da dire? Siamo tornati a rivedere tantissimi cross, cosa che non mi è piaciuta per niente, e tantissimi cross sbagliati in malo modo, ma malissimo. Poi qualcuno mi dovrà spiegare perché ha battuto la punizione degli Iola. Me lo dovete spiegare, una punizione orribile, calciata di piatto in quel modo, da quella posizione io faccio veramente fatica a capire, a credere che in quel frangente di partita non ci fosse un giocatore di piede destro migliore nel calciare le punizioni, migliore di De Iola. Faccio veramente fatica a comprenderlo. Oggi un pochino negativo anche sulle Mana, che l'ho visto molto buono in fase di interdizione, ma appena prova a fare un passaggio apri di cielo. E poi ragazzi, Shomurodov, perché Shomurodov? Perché siamo dovuti andare a spendere soldi per quel brocco? È una pippa, cioè potrà segnare anche 10 gol da qui a maggio, ma rimane una grandissima ed enorme pippa. Perché se lo siamo dovuti accollare noi? Non è cioè è un morto che riesce Eldor Shomurodov riesce ad essere ancora più morto in campo di Pavoletti. E penso di aver detto tutto, penso veramente di aver detto tutto con questa esclamazione, ma è così. Poi un'altra cosa che non mi è chiara, sarà molto sconclusionato come video, un'altra cosa che non mi è chiara è perché noi non sfruttiamo le seconde palle. Cioè, nel secondo tempo un'occasione c'è stata in cui non mi ricordo chi, se non mi sbaglio Macumbu, dopo un calcio d'angolo ha servito il pallone a Di Pardo che ha tirato un tiro veramente di merda. Però sulle seconde palle non c'è mai nessuno. Ma perché? Perché non andiamo anche sulle seconde palle? Proviamo anche il tiro da fuori, ma proviamolo quando c'è da provarlo. Tipo nel caso di Macumbu poteva tirare prima lui, però ci può anche stare che tu sei sbilanciato con il corpo e magari provi a servire un compagno che è piazzato meglio, e in quel caso ha servito Di Pardo che poi ha tirato una merda. Però ho visto un tiro di De Iola in cui c'erano dei compagni, non dico liberi, ma che potevano fare un movimento per liberarsi dalla loro marcatura ed andare al tiro di testa, di piede, in qualsiasi modo. De Iola ha preferito fare un tiro a giro che era assolutamente inutile. Perché quando dobbiamo tirare non tiriamo e quando non dobbiamo tirare tiriamo? Cioè funzioniamo al contrario? Non ho capito sta cosa. Vabbè.
E poi non mi ricordo manco se ne ho parlato prima, mi pare di sì, l'ho accennato. L'elefante nella stanza è la prestazione di Radunovic. Per carità, il primo tempo ha fatto dei miracoli, ma male. Cioè, sul primo gol, andato fuori fuoco, vabbè. Sul primo gol, quando tu non riesci a coprire il tuo palo, per quanto possano sbagliare i difensori, il 90% della colpa diventa automaticamente tua, per forza di cose. E sul secondo gol io veramente non ho parole. Non ho parole. Perché non ti puoi nemmeno appellare alla carica. No, lì è Radunovic che ha letteralmente fatto l'assist per Fabian. Perché Fabian sostanzialmente quasi non ha mosso il piede. È Radunovic che gliel'ha servita sul piede. E questi errori non te li puoi permettere. Assolutamente. Zero. Peccato perché la prestazione comunque secondo me meritava. Non abbiamo fatto così schifo per niente. Però ho incominciato a vedere dei limiti mentali che pensavo fossero andati via. Lo sciogliersi come neve al sole quando si subisce un gol o comunque un qualcosa va come non dovrebbe andare è un problema che il Cagliari ha sempre avuto negli ultimi anni e che con Ranieri sembrava essere stato limato. Oggi è uscito fuori. Speriamo sia soltanto un qualcosa di uscito oggi, però non dico niente. Speriamo sia uscito soltanto oggi. Niente ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.